Sono col mio gioiellino, sono con coach Caneva. È stata abbastanza dura stasera, sul 2-2 ancora c'è stata battaglia, poi io non volevo chiamare troppi gol dell'ex, però caspitina, in 2 partite ne ha fatti 5, il Nadini di turno. Allora, una cosa che abbiamo sottolineato è che la tifoseria ha sostenuto la squadra fino all'ultimo secondo ed è una delle cose che probabilmente ci portiamo a casa di buono. Dopo per il resto facciamo 2 parole assieme. Innanzitutto volevo ringraziare i ragazzi perché fino in fondo ci hanno provato, hanno continuato a lottare e per lunghi tratti della partita abbiamo fatto una buona partita. Poi con certe squadre di questo spessore qua non possiamo perderci su certe situazioni, certe marcature, e lì ci hanno punito, forse anche con un passivo io direi pesante, di più quello che ci meritavamo. Purtroppo questo livello dei playoff è così alto che dobbiamo restare sempre al 100% e qualche volta non lo siamo stati. Benissimo, cosa dire? Quello che posso dire io, ultima partita di campionato, però ripeto, Valdagno che esce sconfitto ma non battuto in quel senso. È stata comunque una stagione terminata al 6° posto con 40 punti. La stagione secondo me è stata molto molto positiva. Volevo innanzitutto approfittare per citare il mio compagno che abbiamo fatto 2 anni fantastici qua, che è Luca Chiarello, che abbiamo fatto secondo me 2 anni molto positivi. Quest'anno siamo arrivati sesti, 40 punti con dei ragazzi giovani, l'abbiamo visto più di una volta, anche in queste partite si sono viste, e dunque devo dire che abbiamo fatto bene insieme, fatto un gran lavoro. Poi è andata come è andata, però dobbiamo essere soddisfatti di questo Valdagno. Bene, quindi fino alla fine forza Valdagno, grazie a coach Max Caneva, a presto Max. Grazie. Dal Palalido, ciao.